we get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing. Amici, benvenuti anche oggi al vostro appuntamento quotidiano con Chiacchiere e Caffè, e mi farà piacere parlare oggi con voi di un argomento che credo interessi tutti gli automobilisti in particolare, ovvero le multe. Quante ne abbiamo prese e quante volte, insomma, abbiamo sbraitato per non doverle pagare o le abbiamo considerate ingiuste. Allora, oggi è venuto a prendere il caffè con noi un ospite che si intende moltissimo ovviamente di multe, di trasgressioni e di difesa degli automobilisti, perché siamo in compagnia di Adolfo Cappelli. Benvenuto Adolfo. Grazie a voi. Adolfo Cappelli, il presidente dell'AUA, ovvero Associazioni Utenti Auto. Perfetto. Vero Adolfo? Una tua creatura che ti sei inventato, diciamo, ancora nel 1991 e che è diventato una sorta di miracolo veneto, così è stato definito anche da molti giornalisti, perché insomma è diventato un caso davvero nazionale e ha il sapore un po' di quei successi nazional-popolari, perché ovviamente sei diventato il paladino degli automobilisti e degli utenti A della dire la verità, insomma, l'invenzione, l'intuito l'ha avuto il giornalista Italo Tassinari, direttore di Mondo Libero, Sì, del 91. insomma, lo salutiamo, sì, Italo Tassinari. Così, tanti auguri, anche in questo momento si trova nel suo ufficio dirigendo il suo giornale che da 40 anni che riesce a farlo sopravvivere. Sì. Comunque l'idea fu sua, poi la mia idea invece fu quella di estendere la difesa del cittadino a tutti, licitamente. Tassinari disse: qua ci vuole un sindacato che difende gli automobilisti, sono bistrattato da tutte le parti, ma mai pensando che poi saremmo riusciti poi ad avere 836 delegazioni in tutta Italia. È nata a Rubano questa associazione, poi si è trapiantata a Padova come sede centrale nazionale, poi abbiamo 836 uffici in Italia. Perché 836? Perché 836 sono gli uffici dei giudici di pace in Italia, quindi noi abbiamo una delegazione in ogni sede ufficio di Padova. Perché bisogna sapere che quando si commette una violazione e si ritiene di doversi difendere perché magari si ritiene ingiusta questa infrazione, bisogna ricorrere presso i giudici di pace del luogo della commessa violazione, e qui già è il primo ostacolo che l'automobilista incontra, perché se io faccio le vacanze a Taormina durante l'estate e ritengo di dover contestare una multa che mi hanno indebitamente propinata a Taormina, devo prendere il treno e andare a Taormina. Addirittura? Sì, perché non si può scrivere caro giudice, chiedo annullamento, bisogna fare una causa proprio civile, e una causa, diciamo, che è più leggera, chiamiamola così, di quelle che si fanno nelle aule del tribunale, però è una causa regolata da codice di procedura civile. Cause che hanno dei costi, esatto, hanno dei costi e bisogna essere presenti. Quindi o si ha un avvocato a Taormina, faccio l'esempio di Taormina, ma potrebbe essere un'altra città, va bene, oppure bisogna prendere il treno e andare personalmente. Quindi diciamo, se vediamo costi-benefici non ne vale la pena. No. L'associazione Utenti Auto invece, con tutta la sua diramazione, riesce a difendere gratuitamente i cittadini che ritengono di dover far valere un diritto che non è stato riconosciuto. E adesso difendete. Quindi non è che facciamo causa a tutti, facciamo causa quando c'è da fare. Insomma. Sì, insomma, anche voi vi appoggiate, no, dei legali, più o meno 6. Sono 6 i legali nel nostro ufficio di Padova, sede centrale, che hanno il compito di studiare le metodologie di difesa, quindi il loro compito è lo studio e individuare i motivi per poter ricorrere in vantaggio degli automobilisti. Poi naturalmente si redigono questi ricorsi e si mandano agli avvocati, i nostri corrispondenti, che fungono da domiciliatari, che secondo le istruzioni che vengono impartite da Padova poi seguono la causa e fino alla sentenza definitiva.
Però insomma avete un margine di successo enorme perché si parla più o meno del 90% di vittorie, no? Sì, Per i vostri ma associati. siamo bravi, diciamo. Siamo bravi, Siamo eccolo. però è anche vero che le cause sono tutte mirate, cioè non faremo mai una causa sapendo di averla già persa. Certo, voi valutate il caso, vedete che l'automobilista in questione Oddio, ha tutto ragione. si può perdere, si può vincere, però è chiaro che quando la causa è motivata e ci troviamo di fronte a un giudice preparato, il giudice ci dà ragione. Il nostro problema è che qualche giudice magari non è all'altezza, ecco, io non vorrei fare polemica, però purtroppo come in tutte le cose i giudici di pace sono persone preparate perché hanno una laurea in giurisprudenza, però ce ne sono molti che hanno servito lo Stato, tra virgolette, perché è un lavoro anche quello, che sono andati in pensione e poi naturalmente hanno la possibilità di fare i giudici di pace perché hanno questa laurea, ma non hanno mai fatto l'avvocato, non hanno mai fatto i giudici, per cui sono a digiuro, diciamo, C'è un po' di inesperienza a volte. E delle volte sbagliano e molto pacchianamente e ci tocca ricorrere in tribunale. Noi andiamo anche in tribunale se riteniamo di aver ragione. Siete molto determinati, Adolfo. Certo. Qualche giornalista ti ha anche definito un simpatico rompiscatole. Ma io non vorrei passare per rompiscatole, certo, io mi batto per la giustizia, io faccio volontariato da diversi Sì, ovviamente anni. rompiscatole per chi ovviamente va a contrastare i diritti degli automobilisti. Comunque devo dire che il mio lavoro non è quello di presidente dell'associazione utenti auto. No, questa è una Questo carica. è un lavoro di volontariato, Sì, io certo. faccio l'editore della vita, quindi mi occupo, diciamo allora anche questo che hai questa un passione. imprenditore, però la laurea mi ha coinvolto, l'ho seguita, l'ho vista Però nascere. diciamo che al di là dei risultati ottimi che tu ottieni nelle tue varie professioni e impegni professionali, diciamo sei balzato agli onori della cronaca, se vogliamo a livello nazionale, cioè questa cosa dell'AUA ti ha veramente proiettato Sì, un mi po', ha se molto vogliamo. gratificato. Ti ha gratificato e Anche sei perché stato... mi ha portato a studiare, io passo le giornate a studiare, anche se non Sei sono diventato un po' avvocato, non faccio avvocato. l'avvocato, ma coordino gli avvocati, quindi mi piace trovare, studiare e su questo argomento insomma ne so abbastanza, non tutto quello che dovrebbe sapersi perché nessuno sa tutto, però chiaramente Hai quasi una conosciamo laurea bene la materia. honoris causa, vero ormai, In per giurisprudenza. l'esperienza. Beh, ti è stato dedicato anche un bel articolo, un bel servizio su Panorama non molto tempo fa, Sì, mi dicevi, sì. insomma. Quindi... Panorama ci ha definito un fenomeno nato urbano, Esatto. non so se si riferisse all'AUA o al sottoscritto, ma penso all'AUA, perché abbiamo trovato il sistema di far lavorare gratuitamente i nostri avvocati. E anche ci questo è vero, come hanno fatto? non è da tutti. Come hanno fatto? E il giornalista poi lui ha sostenuto in questo articolo che gli avvocati hanno interesse a lavorare con noi perché è vero che da una parte fanno volontariato e quindi la difesa è gratuita, però dall'altra parte creano un indotto per cui chi ha fiducia di quell'avvocato perché è stato difeso magari con successo potrà rivolgersi a lui come studio privato, Certo. magari vuole divorziare dalla moglie o ha un problema di natura penale o fiscale, roba del genere, e allora ha fiducia in quell'avvocato perché sa che è preparato. Quindi avete inventato in qualche modo anche un nuovo Sì, modello di indotto, lavoro, un indotto, esatto. Altrimenti non sarebbe possibile perché pagare gli avvocati oggi una causa contro l'autovelo, uno studio legale ti chiede 1.000 euro, insomma, quindi se una Certo. causa costa, se la multa è Bene. di 170 euro non vale la pena farlo. Assolutamente no, queste erano un po' le premesse, adesso vorrei entrare un po', Adolfo, con te nel merito proprio della discussione su quello che riguarda il codice della strada, le infrazioni, le multe. Fin dall'inizio avete così visto un grande consenso, no, di pubblico, di associati, perché insomma moltissimi ritengono di subire ingiustamente delle segnalazioni di contravvenzione delle multe. E quindi come è iniziato un po' a ingranare questo meccanismo appunto degli associati? Intanto devo premettere che tutti quelli che hanno una multa giusta o ingiusta ritengono che sia ingiusta. Questo No? è giusto dirlo. Questo è assodato. Poi bisogna vedere se è vero o non è vero. Insomma. Come è nato? È nato perché all'inizio del 91, 92, quando avevamo solo un ufficio, eravamo 4 soci, con Tassinari, io e altri 2 o 3, allora decidemmo di darci una struttura e facemmo un'assemblea di soci, eravamo 4, erano diventati forse una ventina, e tra questi soci c'era il compianto Giorgio Panto, non so se qualcuno lo conosce. Sì, lo ricordiamo, di lui. purtroppo mancato per un incidente aereo, vero, con il suo. Ecco, ha avuto un incidente con l'elicottero, eccetera, e lui assunse la presidenza. E a questo punto, va bene, la gente cominciava a telefonarci per sapere, abbiamo preso una multa, l'autovelo si era nascosta, non è giusto, il semaforo intelligente, e abbiamo incominciato a fare qualche ricorso al prefetto per vedere come funzionava. Si è sparsa la voce,
A questo punto si è reso necessario dover allargare, diciamo, questa nostra assistenza in altri territori e quindi coinvolgere degli avvocati. E Panto mi ricordo che mi disse, lui è un grande industriale, cioè aveva un intuito, mi disse: guarda, se tu pensi di poter far lavorare gratuitamente gli avvocati, ti sei sbagliato, perché è la categoria più diciamo ingorda che ci sia. Ingorda, usiamo questo aggettivo. Intanto vediamo, Adolfo, delle immagini così del traffico, giusto per colorare un po' anche la nostra conversazione. Prego. Quindi Panto mi disse: se tu ritieni di dover far lavorare gratuitamente ti illudi. Invece ci sono riuscito, e per questo motivo poi Panorama mi ha dedicato un ampio servizio dicendo: come ha fatto a fare questo? Ecco, non lo so. In questo senso sei stato anche tu un fenomeno, non solo l'AUA. Ma è stata un'occasione che in quel periodo si poteva realizzare, poteva diventare realtà. Oggi come oggi, forse anche investendo milioni di euro, forse non ci sarebbe arrivati a fare quello che gratuitamente, cioè senza spendere soldi, abbiamo fatto negli anni passati. Poi dobbiamo ricordare, vedo il traffico che scorre, dobbiamo ricordare che l'auto non è più un'occasione per poter andare fuori porta il sabato e domenica a fare una gita. L'auto serve per lavorare, indipendentemente dai tassisti, autotrasportatori, i rappresentanti di commercio. Anche le mamme accompagnano i figli a scuola, delle volte possono farne a meno, non la utilizzano impropriamente, però è anche vero che è diventato un mezzo di lavoro essenziale. Quindi se viene ritirata una patente, si fa. Giusto o ingiusto che sia, però. E questa è ingiusto ritirare la patente prima che il giudice ti abbia condannato, perché se poi il verbale verrà annullato perché la multa era ingiusta, e chi restituisce il tempo? Invece attualmente la patente viene ritirata subito. Invece la patente viene ritirata subito perché la polizia ha l'obbligo di prenderla e di consegnarla al prefetto, il quale emette un'ordinanza di sospensione. Cosa fare? Se uno dimentica la patente a casa, la patente non può darla e quindi la patente non viene ritirata, è un'altra anomalia del nostro sistema. Uno ha dimenticato la patente a casa, si prende una multa di 38 euro, ha l'obbligo di presentarla perché deve dimostrare di avere la patente di guida, però nessuno gliela ritira. Sono proprio le anomalie, come hai detto tu, del sistema. L'Italia è l'unico paese al mondo dove si può circolare senza aver mai conseguito la patente di guida, perché si ferma, viene fermato. Dove è la patente? Non c'è, l'ho dimenticata a casa. Obbligo di esibirla entro 30 giorni, l'obbligo viene disatteso perché chi non ha la patente molto probabilmente non ha nulla da perdere, va bene? Basta e finisce lì, un'altra multa di 370 euro perché non ti sei presentato e tutto finisce. Quindi in questi casi, quando dovrebbe esserci magari una pena per conto piccolo, non viene esercitato, diciamo. Perché lo Stato pensa più a incassare il denaro da questa sanzione per la mancata presentazione, perché potrebbe verificare subito se la persona è in possesso della patente o non lo è, non lo è, perché basta collegarsi telematicamente con diciamo la motorizzazione o il PRA per sapere se la persona è in possesso della patente o non è in possesso. Perché dire presente per dimostrarlo quando puoi verificare da solo? Ma il punto, Adolfo, è questo, cioè a volte chi dovrebbe essere magari giustamente punito per alcune mancanze non si ritrova magari la punizione, diciamolo così, in un modo molto semplice. Altre volte si viene castigati per, non so, 1 chilometro orario in più rispetto al limite di velocità, oppure per pochi centimetri in più fuori dalle strisce pedonali, fuori dalle strisce di parcheggio. Cioè, qui non c'è un'equità, se vogliamo. Ma fare delle spese sono sempre quelli che hanno qualcosa da perdere, perché, ripeto, il diseredato, chiamiamolo così, colui che non ha niente da perdere, che non ha la patente, che guida l'auto o la ruba, non succede nulla. Chi invece ha qualcosa da perdere viene perseguitato perché o paga la multa, oppure la multa viene iscritta ai ruoli esattoriali, viene messa una cartella di pagamento, a distanza di anni ti fanno il pignoramento, il fermo amministrativo, l'ipoteca sulla casa, capirete che chi ha da perdere ha sempre da perdere. Quello che non ha capito il legislatore è che non bisogna fare prevenzione, però bisognerebbe non punire nello stesso modo coloro che hanno commesso la violazione una sola volta da coloro invece che sono recidivi e quindi continuamente ottengono. È vero che c'è la patente a punti, tolgono i punti a patente, ma quella è una farsa. Abbiamo saputo, la gente ha imparato che basta fare ricorso, i punti non possono essere decurtati, poi se il ricorso dura più di 2 anni, e lo dura, perché tra il prefetto, il giudice di pace e il tribunale, prima che la sentenza diventi
definitiva, i punti non possono essere decurtati da scorsi 2 anni. Quindi non Quindi credi molto fare, anche in queste... no, ma basta fare il ricorso e i punti non vengono tolti, cioè, quindi sono tutti palliativi che non servono assolutamente a nulla. E cos'è che serve veramente secondo te, Adolfo? Maggiore educazione stradale, a incominciare dalle scuole medie, elementari. Maggiore controllo sulle strade e non soltanto per repressione, perché ci sono molti controlli in questo periodo da parte della Polizia Stradale e dei Carabinieri di notte per vanno in cerca di chi guida in stato di ebbrezza oppure sotto gli effetti stupefacenti, e va benissimo perché prima non c'era. Sì. Allora, prima la statistica diceva che gli incidenti stradali erano causati solo al 2% da chi guidava in stato di ebbrezza, in condizione di non ottimale, ubriachezza, il 2%. Adesso, perché non si facevano i controlli agli ospedali per verificare lo stato della persona che era alla guida. Adesso invece si fanno i controlli e si è stabilito che il 60% degli incidenti sono causati da chi guida in uno stato psicofisico alterato. Ecco, quindi queste statistiche lasciano il tempo che trovano. Maggiori controlli, quindi ci vogliono. Educazione stradale soprattutto, perché vedo gente che si accoltella per un sorpasso, sono cose assurde. Noi ci trasformiamo quando siamo alla guida dell'auto. Sì, si tira fuori un'aggressività, insomma, che a volte bisognerebbe controllare. Questo bisogna fare. E poi maggiori controlli e meno agguati, ci sono tante macchinette che rilevano gli eccessi di velocità. Sì, ma appunto macchinette messe lì. I controlli vanno bene, però moltissimi automobilisti si lamentano appunto di questi agguati, li chiamano proprio agguati, quindi delle pattuglie nascoste dietro i cespugli, piuttosto che insomma in prossimità di questi autovelox a volte non ben segnalati. Cioè in questi casi come funziona? C'è una verità da parte di questi associati automobilisti? Il legislatore parte dal presupposto errato, secondo il mio punto di vista, che quando una persona prende una multa poi più facilmente sta più attento, insomma, ecco, non è vero assolutamente nulla, perché basta prendere quello che succede nelle zone a traffico limitato, Padova, ma in tutte le grandi città, sono migliaia e migliaia di multe ogni giorno che vengono fatte, ma poi vengono notificate a distanza di 3, 4, 5 mesi, per cui una persona che non si è accorto di entrare in questa zona proibita, magari anche gente limitata, che non è della zona della città, non se ne accorge neanche, non se ne accorge, entra, e lì non è giusto. Solo un masochista riesce a prendere 2 o 3 multe al giorno per la stessa violazione. Sì. È chiaro che c'è una buona fede che non si è accorto perché la segnaletica non era sufficiente. È capitato anche a me, lo dico, ho dovuto pagare. C'è gente che si è rovinata, che ha preso migliaia di euro di multa perché passava in una zona a traffico limitato non segnalata. Ora, che bisogno c'è di aspettare 4-5 mesi per comunicare la serie di violazioni? Basterebbe dopo una settimana con i sistemi telematici che ci sono, i tempi reali, si comunica: stai attento che stai attraversando, non lo fare più. Ecco, quindi è chiaro che c'è una persecuzione da parte dell'amministrazione, non soltanto comunale, di far cassa, e non a caso i comuni mettono in bilancio preventivo anche una serie di entrate da parte delle multe del codice della strada, lo mettono in preventivo nel bilancio successivo. Tant'è vero che verso ottobre, novembre, dicembre, quando l'anno sta per finire, i vigili sono scatenati a fare più multe possibili perché sono indietro con il budget che stanno. Quindi c'è insomma un po' di calcolo, voglio dire, no? Per rimpinguare le casse comunali, ci si scatena, con tutto il rispetto del lavoro, insomma. Qualsiasi tipo di governo ci sia, non cambia assolutamente nulla. Ecco, il governo precedente ci ha regalato tanti balzelli, adesso questo nuovo. Adesso siamo arrivati, appunto, con te volevo parlare anche di questo tema molto attuale. La nuova finanziaria 2010 ha visto approvare la tassa sui ricorsi delle multe, e questa insomma è una nota, se vogliamo, dolente per gli utenti della strada. È dolente perché qui si dimostra ancora una volta che il legislatore non è sprovveduto come qualcuno poteva pensare, per cui non conosce, lo fa apposta, perché per evitare che la gente si rivolga al giudice di pace per far annullare le multe. E allora questa tassa di 38 euro fino a una multa del 1100 euro, poi diventa 78 euro se la multa è superiore a 1100 euro. Sì, per le contravvenzioni di importo da 1100, leggo qui, a 5200 euro. Sì, sono 78 euro. 78 Sotto i 1100 sono 38 euro. Se uno prende la multa di 38 euro perché non ha esposto il ticket, che è 38 euro, sono esposto il ticket della sosta che magari è caduto e quindi ha diritto
avere annullato il verbale perché in effetti aveva pagato il ticket, deve pagare 38 euro per fare il ricorso al giudice di pace. Ammesso che il giudice di pace gli dia ragione, ha fatto pari, avrebbe pagato la multa e faceva prima. Comunque, al di là di diciamo, di questi esempi, hanno danneggiato il cittadino che vuol far valere un diritto e prima poteva rivolgersi al giudice di pace con costi limitatissimi, adesso invece deve mettere sto balzello. E hanno differenziato il ricorso dal prefetto al giudice di pace, perché se uno fa ricorso al prefetto non mette 38 euro. E quindi i giudici di pace non vedono bene assolutamente. E i giudici di pace quindi non vedono bene questa differenza perché diminuisce la loro attività. In questo caso hanno fatto fronte comune con l'AUA. Beh sì, Cioè, sono d'accordo con l'AUA perché, perché noi ne diamo tanti al lavoro. Il giudice di pace, dovete sapere, non è un giudice togato, è un giudice come tutti gli altri, però è pagato io direi a cottimo, cioè a sentenza. A sentenza quindi e a se si udienza. vede diminuire il giudice di pace, Meno il numero delle cause e sentenze, meno guadagni, certo, meno guadagni. quindi, insomma. Tant'è vero che hanno protestato a Roma perché per la diminuzione di queste. Però il legislatore perché lo ha fatto? Per invogliare il cittadino a non fare la causa e pagare. Oppure rivolgersi al prefetto, perché il prefetto, va bene, in caso dovesse respingere il ricorso, e lo respinge perché poi ne vediamo il motivo, va bene, raddoppia la sanzione. Quindi con il beneplacito di tutti si guadagna il doppio. Infatti a suo tempo, insomma, ancora un po' di tempo fa avete aperto questa sorta di fronte contro i prefetti, vero Adolfo? Io qui leggo una tua dichiarazione tratta dal Gazzettino: sono i rappresentanti dello Stato, cioè di chi fa le multe, e si vede. Mai abbiamo avuto il piacere di riscontrare un accoglimento dei ricorsi contro multe ingiuste. Per i prefetti il cittadino ha sempre torto. Quali che siano le ragioni dell'automobilista, la risposta è invariabilmente un ciclo stilato, una formuletta di rito e tiè. Il ricorso è respinto e la multa raddoppiata. Noi ci opponiamo in tribunale fino in Cassazione, ma la grande maggioranza delle vittime paga e tace, eccetera, eccetera. Insomma, quindi... Confermo integralmente, questa è un'intervista di qualche anno fa. Sì, qualche anno fa, tratta dal Però Gazzettino. non è cambiato nulla da allora non è cambiato nulla. Si fa il ricorso al prefetto, va bene? Si dice al prefetto, ma il prefetto non lo vede neanche il ricorso, ha altro da fare che non sta dietro ai È l'ultimo dei suoi Quindi pensieri. finisce sul tavolo di qualche funzionario che magari è anche stato istruito all'occasione. Però questo funzionario ha un'ordinanza, uno stampato, va bene, che chiama un'ordinanza uguale per tutti i tipi di violazione. Basta cambiare il nome, il numero del verbale, metterci la data e quindi viene respinto dopo il ricorso con la motivazione generica che vale per tutte le altre. È quasi automatico. Visto il verbale delle vigili urbane, si conferma il verbale, il pagamento, eccetera. Allora, lo fanno, non lo dicono, qualcuno ha detto in Camera Carità, se lo facciamo perché ne abbiamo migliaia, quindi non possiamo analizzare verbale per verbale. Altri invece dicono, sì, i vigili urbani hanno fatto un rapporto, i vigili urbani o la polizia che sia, la polizia stradale, ha fatto un rapporto che ha confermato il verbale. È chiaro che ha confermato il verbale, che deve dire ho sbagliato a fare il verbale. Poi il prefetto non è un giudice, il prefetto è il capo della polizia, quindi difficilmente darà torto alla polizia. Certo, non può dar non torto. si danno la zappa Allora, sui piedi. non esiste, io non ho mai visto, non l'ho mai visto, lo dico per dire, però diciamo nella mia carriera ne avrò visti 20 forse, sì, di ricorsi del prefetto che sono stati annullati direttamente, ma sono stati annullati perché magari il verbale era stato notificato oltre 150 giorni, ma mai nel merito, cioè nel merito abbiamo sempre torto, l'automobilista ha sempre torto. Di default. Delle formalità potrebbe anche avere ragione. Questa è un'anomalia. Allora il cittadino che fa? Va direttamente dal giudice anziché dal prefetto, ma con questo balzello deve tornare dal prefetto. Sono dei grattacapi, non da poco, insomma. Comunque noi abbiamo risolto anche questo problema. Bravo, allora Adolfo, sono felice di averti anche nella seconda parte del nostro programma. Adesso facciamo il consueto stacchetto pubblicitario e continueremo con te a parlare di multe e anche di come l'AUA sostiene concretamente i propri associati. Amici, vi aspetto tra pochissimo sempre con Adolfo Cappelli per parlare di multe ingiuste.
Amici, bentornati in studio a Chiacchiere Caffè. Siamo sempre in compagnia di Adolfo Cappelli, presidente AUA, Associazione Utenti Auto, e stiamo parlando di multe, giuste o ingiuste, vero Adolfo? Allora, partiamo dal presupposto, l'hai detto anche tu, che non è che a priori difendiate tutti gli automobilisti che hanno commesso contravvenzioni, però ci sono delle multe oggettivamente ingiuste. Cos'è che rende una multa ingiusta, Adolfo? Beh, i casi sono tanti. Intanto prendiamo gli agguati degli autovelox. Proprio di agguati possiamo parlare, Agguati, perché sì. ci Ormai sono il queste nostro pattuglie. l'automobilista la mattina quando prende l'auto per andare a lavorare si trova a percorrere un percorso di guerra. Autovelox nascosti, semafori cosiddetti intelligenti che intelligenti non sono, Ecco, la infatti. procura poi è intervenuta, ne ha sequestrati tanti, ma questi continuano ancora Ma poi questi a vigili che utilizzare. sembrano davvero quasi dei combattenti mimetizzati, proprio in mezzo ai cespugli. È proprio diventata una caccia all'automobilista. I famosi T-Red che la procura di Verona aveva sequestrato in tutta Italia, va bene, ha indicato i luoghi dove erano installati, a secondo le indicazioni fatte dal costruttore, però ci sono altri T-Red che continuano a funzionare perché non sono stati sequestrati e continuano a fare vittime. Quindi la colpa lì, io me la prenderei con l'amministrazione locale, con il sindaco, con quell'amministrazione, perché sono contro legge, ma tutto succede perché nulla può succedere a noi. Allora, la domanda era quali sono queste multe ingiuste? Le multe ingiuste sono quelle dove il cittadino non ha la possibilità di replicare nell'immediatezza del fatto. Non dimentichiamoci che l'articolo 200 del codice della strada dice che la contravvenzione deve essere contestata immediatamente, Quindi sia al ci deve trasgressore essere, che al esatto, proprietario del veicolo, se naturalmente è presente. Poi il 201 bis elenca i casi in cui non è possibile la contestazione immediata. Faccio un esempio: un divieto di sosta, non c'è l'autista, non c'è il proprietario, non è possibile la contestazione immediata. e uno si cucca la multa. Allora, in questo caso il codice dispensa l'organo accertatore, i vigili in questo caso, a contestare immediatamente. Però quando è possibile la contestazione è obbligatoria, per legge. Il codice della strada è una legge primaria, non accetta deroghe da altre leggi. Invece molti associati vostri dell'AUA hanno lamentato il fatto di essersi presi la multa per l'autovelox, E ma poi non dice è perché stata non l'hai contestata. fermato? Allora, Esatto. sul verbale c'è scritto sempre perché non è stato contestato immediatamente, perché è obbligatorio scriverlo, altrimenti il verbale sarebbe nullo. Allora la frase più ricorrente: non era possibile contestarlo perché l'apparecchio illuso a questo comando accerta la trasgressione dopo che il veicolo è a distanza. Va bene, allora c'è qualche giudice di pace che ha detto: va bene, hai voluto girare la legge, metti una pattuglia più a valle e lo fermi più a valle. Ecco, naturalmente poi è intervenuta la Cassazione che ha detto: no, tu giudice non puoi dire al comando della polizia come deve organizzarsi. Comunque, Insomma, è tutto un cabillare. ci sono delle sentenze di Cassazione che dicono una cosa, altre ne dicono un'altra, non se ne viene a capo. E allora qua, come diceva un vecchio politico ancora in vita, e gli auguro tanti anni ancora di vita, non basta aver ragione, bisogna trovare chi te la dà. Chi è questo politico? Non so. Andreotti. Andrea, Giuliano. che ha detto anche il potere logora, ma è meglio non perderla. Lui È diceva è sempre: non basta aver ragione, bisogna trovare chi te la dà. Quindi anche aver ragione bisogna trovare, perché poi naturalmente la Bisogna causa... avere anche la fortuna di trovare un giudice. Io lungimirante. l'esperienza di questi anni mi ha portato a dire che delle cause che credevo di aver perso le abbiamo vinte, e viceversa quelle che dovevamo vincere le abbiamo perse. Quindi mai dare nulla per Mai, scontato. no, non dico mai, io dico sempre: i motivi di ricorso ci sono, se vuoi facciamo la causa, perché interessa anche all'associazione, perché l'associazione ha un certo peso se poi ha una sostanza. Ricorda anche ai nostri amici che ci seguono quanti iscritti ha l'AUA, Adolfo? Beh, l'AUA attualmente ha iscritti, che sono iscritti regolarmente, che pagano la loro quota associativa, che è di 5 euro al mese, e sono 180.000 in Italia. In tutta Italia di si cui, tratta di numeri importanti. Di cui 10.000 sono a Padova. Però noi abbiamo 23.000 cause all'anno solo nel Veneto. Pazzesco. Anzi, direi concentrate tra Padova, Vicenza e Verona, quindi oltre 2.000 al mese. Vabbè, comunque sono tutte numeri cause motivate. sono numeri che rendono conto di un disagio comunque, Esatto, disagio. di un disagio vero, di una dicotomia tra le necessità degli automobilisti e
l'obbligo comunque della polizia, degli organi di esercitare magari quello che è considerato un dovere, ma bisognerebbe un po' rivedere, no, anche queste regole, queste normative. Bisogna vedere, finché non c'è la possibilità di sanzionare il vigile o la polizia, il poliziotto che ha sbagliato, in malafede, perché può sbagliare anche in buona fede, poi sarà il giudice a stabilirlo, ma chi sbaglia in malafede deve pagare, perché noi come associazione siamo, diciamo, i controllori dei nostri controllati, noi vogliamo controllare chi ci controlla, questa è democrazia diretta. Ci possono essere dei casi a volte di abuso di potere, chiamiamolo così, o di distrazione, di negligenza anche da parte delle forze di polizia. Ne abbiamo un caso ultimo che ieri abbiamo esaminato, c'è un autotrasportatore, faccio un esempio, ma ce ne sono tanti. Sì, facciamo un po' di esempi anche concreti. Questo capita spesso. Allora, questo autotrasportatore, va bene, ha preso una contravvenzione, si è rivolto a noi, a Bologna. Il nostro avvocato di Bologna ha fatto un ricorso, va bene, contro questa multa che riteniamo ingiusta. Nel frattempo la Polizia Stradale di Bologna, e qui posso dirlo perché è documentato, la Polizia Stradale gli ha decurtato i punti dalla patente. Questa operazione non può essere fatta perché la legge dice che i punti possono essere decurtati quando c'è un giudicato, cioè quando la sentenza ti condanna, oppure hai pagato la contravvenzione. Cioè finché il procedimento è in sospeso e in iter, va bene, i punti non possono essere decurtati, dice la legge. Bene, gli hanno decurtato, ma invece sarà un errore, perché la decurtazione avviene, la polizia comunica all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida presso il Ministero, va bene, che i punti devono essere decurtati perché questa persona ha commesso una infrazione. Allora io personalmente ho telefonato alla Polizia Statale e ho detto: guardate, mi dispiace, avete fatto un errore, siccome siete voi che dovete riparare a questo errore, basta una comunicazione via telematica e i punti vengono ripristinati. E mi è stato risposto dall'altra parte: no, mi dispiace, va bene, i punti intanto li abbiamo tolti, poi se il giudice accoglie il ricorso glieli mettiamo niente. No, guardi che lei si sbaglia. Allora ho detto: beh, questa persona non è al corrente, non conosce il suo lavoro, mi passi il comandante. Il comandante mi ha detto la stessa cosa, o il vicecomandante. Fanno gioco forza comune. Allora li abbiamo diffidati con la lettera dell'avvocato, ho detto: guarda che non potete fare perché commettete un danno. Niente, tutto fermo. L'altro giorno questo autista viene sorpreso con il camion, viene fermato, controllato, c'è un'anomalia sul carico del camion, non so cosa, fanno una verifica nella patente attraverso il terminale, la polizia stradale dice: no, la patente l'hai persa perché sono stati decurtati i punti e tu hai perso i tuoi 20 punti iniziali. Per cui gli hanno ritirato la patente. Questo ha detto: ma no, non è possibile, io ho ancora 12 punti. No, non c'hai più fa punti. Anche un coccolone in quei casi. Questa persona poi naturalmente il datore di lavoro lo ha sospeso dal lavoro perché non potendo guidare il camion non può guidare. Certo. Si è rivolto a noi. Noi abbiamo detto alla polizia: guardate che ci avete fatto un danno, dobbiamo citarvi in giudizio per farvi conoscere questo danno. Se voi aveste ripristinato i punti, questa persona aveva ancora la sua dotazione e poteva circolare. Poi sarà il giudice a decidere. Non ho saputo più nulla. Ora, noi siamo in ottimi rapporti con le istituzioni, con l'amministrazione, vogliamo collaborare. Non siete cane gatto. No, io faccio parte anche delle commissioni presso la provincia, presso il comune, presso la regione. Mi dicevi con i vigili, con il prefetto, con i comandanti, perché d'altronde svolgi onestamente. Però a questo punto io dovrò pur prendere l'iniziativa e dovrò individuare il responsabile del procedimento, che magari non sa neanche nulla di tutto questo, e dovrò citarlo per il giudizio per il risarcimento dei danni. No, di questi casi, di questa decurtazione punti a persone che hanno in corso una causa o comunque non è dovuto, ce ne sono tanti, e la polizia non trascura questa perché? Perché non c'è un responsabile che poi possa pagare in caso di errore. Esiste il sistema dell'autotutela previsto dalla legge: quando l'amministrazione riconosce di aver sbagliato, in autotutela annulla il provvedimento. Ma questo provvedimento, questo principio di autotutela sancito dalla legge, va bene, non è messo in pratica perché nessuno prende la responsabilità di prendere una decisione. È per questo che la legge ha previsto che a ogni procedimento faccia capo a una persona fisica che ha un nome e un cognome, perché l'utente si può rivolgere direttamente a lui per chiedere la soluzione dei suoi problemi.
Certo, quindi andrebbe rivisto un po' tutto il sistema, Adolfo. Va rivisto tutto. Ci sono altri casi di multe ingiuste, per esempio dicevamo prima, mi citavi l'esempio di un tuo associato che per 1 chilometro andava a 51 km orari, mattina. sui 50 ha preso una multa, ma veramente sono situazioni paradossali, non dovrebbero proprio Sì, è successo esistere. questa mattina, a Copparo, in provincia di Ferrara. Quindi il comune di Ferrara è chiamato in causa, quindi io non dico le cose per dire, dico il comune di Copparo. Certo. Non che abbia colpo, perché loro diranno, questo andava a 51, deve andare a 50, la multa eccetera. Quindi legittimamente è, diciamo, una procedura esatta, però io dico... Con tutta la gente che fa danni ben più ma andate a gravi, fare, assassini, non l'hanno neanche ladri, fermato, cioè, Io adesso non voglio difendere io penso a che ci sia priori qualcosa di perché- più importante da esatto. fare. Insomma, che non Bisognerebbe sia- magari rivedere un po' Questo è il questi classico caso margini, no? Anche di... dove non c'è decurtazione punti, perché siamo al 18 dei 10, C'è una sanzione 77 euro, pecuniaria. 77 euro la sanzione 77 pecuniaria, ne deve pagare 38 per fare la causa. quindi Io ho come detto, c'è? sai che fai, paga? Ma io spero che si comprino le medicine, va bene, io non glielo auguro, però ho detto, è andato via borbottando. Sì, perché poi insomma ci sono tutti questi automobilisti questi sono anche incendiati, casi- arrabbiati, molto arrabbiati. Cioè, non Poi c'è è tolleranza. giusto, e questo va detto, insomma non stiamo facendo l'apologia e la difesa, no, degli errori degli automobilisti, è giusto che ci siano controlli, però insomma bisognerebbe anche avere un po' di elasticità o rivedere un po' tutto il sistema laddove ci sono situazioni come questa che abbiamo appena detto che sono veramente paradossali, cioè ci sono cose ben più gravi che la legge italiana dovrebbe perseguire e mettersi un po' in discussione in queste situazioni così, ma ancora un po' farraginose. Quindi l'AUA ha il suo bel da fare, vero Vabbè, Adolfo? sì, sì. Ma io dicevo prima che noi facciamo parte delle commissioni anche di prevenzione presso la provincia, presso i comuni, presso la regione. No, infatti... Anche in Piemonte stiamo con la regione Piemonte, l'AUA è chiamata per rivedere un po' la mobilità e la prevenzione, tutte le cause di prevenzione. Infatti Quindi volevo parlare con te anche siamo- appunto del discorso non è che magari... siamo contro, assolutamente. No, volevo chiederti come si pone l'AUA appunto nei confronti, non so, della guida in stato di ubriachezza, il problema appunto di queste stragi anche abbiamo visto del sabato sera, dei giovani, cioè... Quello è un grosso problema, è un grosso questo. problema. Noi da una parte come associazione dobbiamo difendere anche chi ha torto, perché la difesa un diritto di tutti. è un diritto di tutti. Però è anche vero che qualche volta io mi arrogo anche diciamo la libertà, prendo la libertà di fare qualche paternale a qualche giovane, insomma, perché io sono anche io un padre di famiglia e quindi mi dispiace che un giovane abbia avuto uno sballo, magari perché ha sniffato o ha ceduto in una festa in qualche altra sostanza dopante, eccetera, e che poi si rovina la vita, perché a un certo punto, a parte le sanzioni, che adesso sono state anche pesantemente aggravate, ma c'è anche il fatto che c'è la segnalazione presso il prefetto, per cui questo giovane si potrebbe avere un'inibizione di aprire un locale pubblico, di avere problemi sul passaporto, licenza di porto d'armi, pesca, eccetera. Cioè, ma dico ragazzi, ma è possibile che per una serata da sballo che poi non ne vale la pena dovete rovinarvi la vita? O rovinarla agli altri se O rovinare magari gli altri. provocano incidenti. Senza contare che se provoca un incidente, oltre che il male a se stessi, fanno male anche agli altri. Insomma. Quindi questo fenomeno è molto diffuso, ma è stato sempre diffuso questo fenomeno. Cioè, chi guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'alcol o alle droghe, c'è sempre stato, non è una novità di oggi. Lo stiamo scoprendo oggi perché ci sono maggiori controlli. Specialmente la sera, nelle ore notturne, Sì, quando abbiamo escono visto. da discoteche o da ristoranti. Stragi ecco, di patenti ritirate, abbiamo ritirate, visto sì, davvero anche in esatto. Veneto, poi si sa che c'è una tradizione, no, del goto dei vini. Ecco, qui la legge è molto dura perché dovrebbe distinguere da chi commette il reato per la prima volta, perché magari ha festeggiato o comprato di un amico una sera, Sì, quindi non la deve bravata di farlo, una sera che e non è che invece giustificabile, però magari non è sì, recidivo. è un alcolizzato cronico, recidiva, eccetera. E invece la legge punisce anche con l'arresto, va bene? Chi commette il reato la prima volta e chi lo commette la seconda volta, o è recidivo. E adesso l'arresto è trasformato in una pena pecuniaria, una volta era di 38 euro al giorno, adesso con le ultime modifiche che hanno fatto al codice della strada è arrivata a 250 euro al giorno. Quindi ben Per più cui quando uno salata. si prende 60 giorni di arresto, se non vuole subire questa sanzione deve pagare qualcosa come 15.000 euro.
Pazzesco, a parte che gli arresti non credo neanche che vengano poi fatti. No, è discrezione del giudice, ecco, oddio, in Italia anche chi ammazza una persona Sì, difficilmente infatti va le dentro, no? carceri Però sono non è libere. detto, se vai giudicato magari un domani si viene, non lo Sì, so comunque adesso sono come... danni in ogni Io, caso, comunque sono economici, danni, la fedina morali. penale di un giovane che viene rovinata, va bene, ripercussioni sul lavoro, sulla famiglia, ecco. E poi ci sono molti giovani, va bene, di buona famiglia che fanno uso purtroppo di queste sostanze. Io non credevo che fosse così, Quindi sei diciamo, riuscito così a vedere generalizzato proprio questo questo fenomeno. mondo. E invece persone di una certa età, oltre che i giovani, per abuso di sostanze alcoliche, ma poi conoscendole anche personalmente alcuni di questi, mi sono reso conto che è stata una serata al ristorante, ha bevuto un bicchiere, 2 bicchieri, ecco, un bicchiere in più. Bisogna distinguere anche tra lo stato di ubriachezza e lo stato di alterazione psicofisica Ma questa dovuta. distinzione viene fatta o non Viene c'è? distinziata perché ci sono 3 fasce. La legge prevede che fino alla soglia di 0,5 grammi per litro di sostanze alcoliche nel sangue, va bene, non c'è l'arresto, va bene, è libero, se si può circolare. Da 0,5, no, un momento, adesso mi confondo. Ricapitoliamo. Sì, è giusto, Sì. fino a 5 c'è 0,5 c'è la tolleranza. Sì. Dopo 0,5 fino a 0,8, va bene, non c'è l'arresto, però c'è una grossa sanzione da pagare. Da 0,8 a 1,5 le sanzioni aumentano e poi oltre 1,5 siamo in stato di ubriachezza, non è più alterazione. Allora qui c'è la confisca anche del veicolo se Del appartiene mezzo. alla stessa persona. Queste pene sono aumentate da un terzo alla metà se il reato è commesso nelle ore notturne, dalle ore 22 alle ore 7 di mattina. E sono tutti commessi in quella fascia di orario Sì, perché sono escono dal giovani ristorante. delle discoteche, Ecco, certo. esattamente, giovani. Ecco, questo è un fenomeno. La legge adesso è in studio presso, sarà deliberato dal Senato, poi tornerà alle Camere, la proposta di legge di abbassare il limite di 0,5 a 0,2. E qui diciamo, rispetto all'Europa siamo anche diciamo, più permissivi, Permissivi. perché In addirittura Europa è peggio, c'è sì. zero in Europa, in alcuni paesi Quindi d'Europa tolleranza zero. se uno prende un cioccolatino al rum è già fuori, insomma, quindi è assurdità. Ma lì c'è un'altra cultura, lì noi la sera andiamo al cinema, ci troviamo tra gli amici, giochiamo a carte, Sì, nei insomma, paesi nordici invece vanno tutti nei a pub casa a al ubriacarsi, freddo. insomma, ecco, quindi è diverso la nostra vita. Beh, insomma, vogliono portarla a 0,2, però io non ho nulla in contrario, ma a condizione che venga depenalizzato il reato, che non sia un reato vero e proprio, che diventi reato in caso di recidiva. Ma se una volta uno ha sbagliato, paga la multa, non lo farà più. Se lo rifarà, allora Ma voi interverrà. difendete molti Tantissimi. ragazzi o gente che è Tantissimi. stata accusata, insomma, di guida in stato di ebbrezza, di ubriachezza? Sì, sì, Ne tantissimi, avete molti? perché come ogni procura poi procede in modo diverso, per esempio a Padova chi viene contestato questo reato che poi si riconduce all'articolo 186 del codice della strada per quanto riguarda l'alcol e 187 per quanto riguarda le sostanze dopanti. A Padova il pubblico ministero chiede l'emissione di un decreto penale di condanna e gli arriva una condanna inaudita altera parte, cioè senza che lui possa difendersi, perché dalle prove documentali risulta lo stato di alterazione. E qui la guida è stato di ebbrezza. Attenzione, non è proibito in Italia ubriacarsi o farsi una sostanza dopante, però è proibito mettersi alla guida, è Certo. diverso il discorso. Ecco. Veramente. E quindi arriva questo decreto penale di condanna. A questo decreto penale si può fare opposizione entro 15 giorni in tribunale, cioè si chiede il dibattimento. Ecco, nel dibattimento ci sono diverse forme, o si chiede la soluzione se esistono i presupposti, come in alcuni casi poi potrò raccontare, va bene, oppure si chiede il patteggiamento. E con il patteggiamento si chiede la sospensione della pena per 2 anni e poi dopo va in prescrizione. Diciamo. Però quelli sono i casi un po' più difficili da difendere, forse, no? Ma sono più Rispetto ad altre difficili, multe sì, dove c'è una è un margine di... complesso, va seguita, la pratica va seguita molto da vicino dall'avvocato difensore. Non a caso vengono assegnati agli avvocati d'ufficio e non tutti sono dei penalisti o specializzati nel settore, però uno può scegliere l'avvocato che crede, insomma. Certamente, invece Adolfo, quali sono i casi in cui avete più successo
così nel salvare, tra virgolette, gli automobilisti multati? Beh, se andiamo nello specifico, cioè nel merito, vabbè, la contestazione immediata diciamo, non praticata e non motivata nel Tipo in verbale casi di è uno dei autovelox, motivi predominanti e lì si per vince per la chiusura, eccetera. Per esempio abbiamo vinto un ricorso, ecco, un ricorso al prefetto di Parma. Parma, una causa, mi pare che fosse sui 40.000 euro, una roba del genere, per una ditta Cifre di pazzesche. trasporti a cui il Ministero delle Politiche Sociali, Ispettorato del Lavoro, aveva contestato la mancanza del rispetto dei temi di riposo degli autisti di questa grande azienda. Voi sapete che c'è un regolamento CE, ogni 3 ore e mezzo devono fermarsi un quarto d'ora. I camionisti. Naturalmente poi si fermano, hanno la possibilità di fermarsi, non lo so, comunque certo è che gli hanno fatto questa grande multa. Noi abbiamo fatto ricorso al prefetto, ma abbiamo fatto al prefetto perché eravamo in attesa di documentarci per poi poter eventualmente andare in secondo grado, giudice di pace, eventualmente tribunale. Materia nuova, è sperimentale anche per il Ministero questa materia. Bene, inopinatamente e con grande nostra soddisfazione il prefetto ha annullato tutto. Stranamente, è un caso proprio da fare bacheca. Perché l'ha annullato? Perché ha accolto la nostra eccezione, non so se poi in tribunale l'avrebbero fatto, in cui si dice che siccome il codice della strada, all'articolo 200, dice che il verbale deve essere completo nel luogo della commessa violazione, l'ispettorato del lavoro che ha contestato la violazione del mancato rispetto dei temi di riposo, ha detto l'abbiamo rilevato dalla lettura del cronotachigrafo, ma lì non c'è scritto in quale luogo si trovava. Certo, quindi diciamo è una formalità, è una chicca diciamo, di difesa, che da una parte ci ha consentito di vincere questa causa e quindi di fare... Siete stati contenti. Ma è anche vero che non si possono fare 40.000 euro di multe a un'azienda per questo motivo. Insomma, Cioè, una cifra ridicola. Allora, se questa persona avesse avuto una multa di 1.000-2.000 euro l'avrebbe pagata e lo Stato avrebbe incamerato il denaro. I tempi che corrono non ce la fa neanche a lui. pagare 40.000 euro. Questo è un caso eclatante di successo che è appunto un po' inaspettato, di cui l'AUA può andare fiera. Esattamente. Abbiamo studiato e abbiamo trovato questo cavillo, ma la legge è comunque fatta così, incredibile. Vale per tutti. A volte è un danno, a volte se ne hanno benefici, quindi va bene così. Allora, siamo quasi in chiusura, Adolfo. Intanto ti chiedo, qual è la multa peggiore che ti sei preso? Ti sei preso delle multe anche tu nella tua vita, no? Certo, certo, e ho perso anche la causa. Hai perso? Non c'era l'AUA, no? Oppure eri già dentro l'AUA, Presidente? Ti sei tu tutelato e proprio per te stesso non sei riuscito ad avere... Sì, abbiamo sbagliato il ricorso per la verità, sì, perché ci siamo difesi male, perché come si dice, anche come dice il proverbio, che il calzolaio ha le scarpe rotte, no? Sì, infatti, sei bravissimo a difendere gli altri, poi quando è toccato a te... E poi invece mi sono difeso male io. Vabbè, comunque non parliamo del caso personale. Quali sono le multe che... No, la multa più sgradevole che hai preso, quella che proprio non riesci a dimenticare, a digerire, insomma, per eccesso di velocità, per... Sì, io personalmente sono stato fermato e in macchina ero con mia moglie e con mia nipote verso Foggia, sull'autostrada. Ero una mattina... Tu sei di Brindisi, vero? Sì, tornavo da Ostuni, ero stato in Puglia per ragioni di famiglia, tornavo con mia moglie e mia nipote, che tra l'altro è anche avvocato. E verso Foggia ho visto, la strada era liberissima, la mattina presto, di domenica, pioveva, c'era il deserto. Ho visto allo specchietto un'auto della polizia che era dietro di me. Naturalmente sono stato attento a non superare il limite di velocità, eccetera. E siamo andati avanti per 5-6 km. Questi non mi superavano e rimanevano lì dietro. A un certo punto hanno deciso di superarmi e mi hanno fermato. Vabbè. Controllo documenti. Eri l'unico, non avevano niente da fare. Controllo documenti, hanno controllato tutto e mi fanno una contravvenzione, contestandomi l'articolo 141 che dice che non avevo adeguato la velocità alle caratteristiche della strada. 141, cioè dice tutto e niente. Ma scusa, tu a quanto andavi, scusa? Non potevano contestarmi il superamento dei limiti di velocità, anche perché non li avevo superati, ma soprattutto perché non avevano uno strumento loro, non posso dirlo a voce, per rilevarlo. E allora non sapevo cosa fare, ma ragazzi, volevo andare proprio in cerca di qualcuno, perché mi hanno fatto questa... Ti sei identificato e hai detto io sono il presidente della... No, non lo dico mai, però quando
parlo dell'articolo di legge, mi dico ma lei è avvocato? Dico no, non sono avvocato, però mi occupo degli automobilisti che... proprio io. Insomma, questa multa, e io ho detto no, questa non posso, non è per la multa, questa è chiaramente pretestuosa, ho fatto la causa al giudice di pace di Foggia e l'ho persa. Però, Poi sei rimasto male. Avrei voluto impugnarli in tribunale, sempre per soddisfazione. Sì, per senso anche della giustizia. Sì. Ecco. Sono decorsi i termini, è andato giudicato e ho dovuto pagarla perché non ho fatto in tempo a fare il ricorso. E quindi questa insomma... Questa non mi sta giù. Ci credo, perché proprio tu, presidente AUA, insomma, poi nella tua terra, no, la Puglia, proprio lì ti sei preso questa contravvenzione. Ne ho prese altre, abbiamo pagato, insomma. Sì, purtroppo anch'io. Ho dato molto allo Stato con le multe. Ecco, per esempio, adesso noi faremo come associazione una grande campagna, poi spero che la vostra emittente ci possa aiutare. Sì, diamo questa notizia in chiusura. Sì, ecco, questa campagna, perché voi dovete sapere che, voi insomma, chi ci ascolta... Sì, i nostri cari amici, i fedeli. I parcheggi, che siano a pagamento o liberi, devono essere ubicati fuori dalla carreggiata. Lo dice l'articolo 6 e 7 del codice della strada. Ora ditemi voi quali sono i parcheggi che sono fuori dalla carreggiata. La carreggiata è la strada. Certo. Al di là, a Padova c'è Piazza Insurrezione. A Padova sono tutti lungo le carreggiate. Sono tutti abusivi. Cioè abusivi, sono illegittimi, non abusivi, perché c'è un'ordinanza del sindaco. E quindi l'AUA Quindi noi faremo una battaglia perché attraverso, ma non tanto perché che vengano tolti questi parcheggi, perché vengono costruiti dei silos, vengono costruiti altri parcheggi e soprattutto il Comune non deve speculare, perché lo stesso articolo 7 del codice della strada dice che ad ogni parcheggio a pagamento deve corrispondere nelle adiacenze un'adeguata area di parcheggio libero, senza limitazioni. E non esiste, tutti a pagamento. Questa è la battaglia che faremo prossimamente. Allora, cari amici, è l'ultima battaglia dell'AUA, che continua appunto la sua opera di assistenza agli utenti della strada, e quindi Adolfo io ti saluto, ti ringrazio di essere stato con noi, in bocca al lupo per le tue battaglie, sei un po' il paladino degli automobilisti, quindi insomma ci racconterai anche tutti gli aggiornamenti che riguardano questa associazione che ha questo successo nazionale popolare incredibile. Grazie ancora amici, salutiamo Adolfo Cappelli, io vi aspetto, se vi farà piacere, sempre qui a Chiacchiere Caffè domani, puntuali dalle 11 alle 12. Ciao, grazie, a domani. We get it almost every night.